Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, benvenuti qua alla nona tappa anzi, non alla nona tappa, al recupero della seconda tappa, al PKI, un fantastico circuito indoor. Sarà molto difficile per i piloti sorpassare perché questi circuiti non permettono sorpassi in maniera semplicissima, ma vedremo comunque grandi lotte in queste 4 gare che ci accompagneranno stasera. Qui con me, come al solito, Daniele Gianfagna. Buonasera, buonasera, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti. E il commento anche in diretta di Tommaso Maffei. Comunque si inizia subito con la gara Bronzo 2 con Milo in prima posizione, Stackler in seconda, in terza Poz in quarto fina, seguiti da Daniel Dodge e Messi Caliente in quinta e sesta, settima per Uff e ottava per Edoardo Brancaccio, nona per Mick 23, decima per Zan, undicesima per Lorenzo 00, dodicesima per Lazza, tredicesima per Ettore Fock, quattordicesima per Mad Meats. E quindi inizia la gara Bronzo 2, già partita? Forse è già partita, è partita nel mentre che stavano commentando o stanno facendo il giro di formazione, vediamo, sembra più il giro di Vediamo, formazione. vediamo. Vediamo se si sorpassano. A me sembra più un giro di formazione guardando la velocità, e quindi ti dico di sì. Sembra anche a me così. Comunque solo 15 piloti, ovviamente il circuito è abbastanza stretto, comunque solo, anzi 14 piloti sulla griglia di partenza. Vedremo cosa ci faranno No, dare comunque questi sono piloti. partiti, sono partiti. Sono partiti. Perfetto. Sono partiti perché ho visto che continuano comunque a spingere al massimo i piloti, quindi... guarda qua Ecco, che sì. sorpasso l'ho buttato sul muro, Esatto. questo è il problema principale che può esserci proprio nei kart indoor, che comunque la pista essendo molto stretta devi forzare un avversario sul muro. Comunque sta che a curve a 180 gradi praticamente. Sei sicuro è molto Quindi stretta, è molto difficile. sì, viene quasi a vederli, viene quasi il mal di stomaco. Esatto, comunque cambi di posizioni nelle retrovie con Edo 28 che ha preso la posizione su Massi Caliente, Lorenzo 00 su Zan e Mad Meat su Lazza. Quindi molto molto bene per ora all'inizio della gara, qui un leggero drift in curva. Comunque ricordiamo che il terreno è abbastanza complicato perché non è in asfalto normale ma in cemento, è molto più scivoloso rispetto all'asfalto, e quindi i piloti devono anche battersi con questa tra parentesi incognita, perché alla fine incognita non è, perché già il Vincenza Karting Indoor e non solo, anche al B-Karting hanno trovato questo tipo di cemento, quindi lo conoscono di sicuro i piloti. Nessun cambio di Esatto. posizione nel secondo giro comunque. Sarà molto difficile per i piloti cercare il limite e andare forte su questo tipo di pista perché comunque se sbagli una curva, anche se soprattutto per il fatto che vai piano, se sbagli una curva puoi sbagliare la successiva e di conseguenza uscire male. Riuscire a trovare il limite su curve così strette e in sequenza, anzi che sono praticamente chicane, si può dire, è molto molto più complicato rispetto a un circuito tradizionale perché non hai il tempo neanche nel cambio di direzione di pensare. Esatto, esatto, concordo con te, mentre Ettaro Fock è riuscito a passare Madmix per la 12ª posizione e come dicevi comunque curva molto stretta, alla fine se ci pensi un po' è un circuito tipico cittadino, potremmo metterlo, molto stretto Sì, con curve abbastanza veloci e lente allo stesso tempo, quindi molto molto interessante. E diciamo che sicuramente la pista non aiuta i sorpassi, ma comunque i piloti per ora stanno facendo vedere dei bei sorpassi. Qui diciamo che la qualifica ha valso molto di più della gara stessa all'inizio della gara proprio. esatto, lo possiamo paragonare un po' come a Monaco. Mhm. Monaco, anzi Monte Carlo, scusatemi, meglio detto. È complicato perché devi qualificarti bene e se non ti qualifichi bene rischi di rimanere indietro e i sorpassi sono molto difficili da fare, anche lì. Esatto, esatto, concordo perfettamente con te. Vediamo intanto.
tagliano il traguardo per ora, i primi tre passano sul traguardo, anzi più che tagliano. Distacchi molto bello il sorpasso qui in curva, in questa curva. È Mm. un trenino formato da quattro piloti, il primo un po' più distaccato dei quattro. Esatto, esatto. Il primo un po' più distaccato dei quattro, ma comunque vedremo sicuramente Guardali, una guardali, bella che gara. lotta! Mamma mia, vicinissimi tutti. E poi da notare che questi kart hanno anche le luci che sono spettacolari. Eh sì, eh sì. Beh, almeno è riferimento per vedere quando frena il compagno Beh, davanti. è vero, così sei più tranquillo sotto quell'aspetto. Diciamo che comunque anche proprio per l'aspetto del cemento è meglio sapere quando il pilota davanti frena, così inizi anche a prendere dei riferimenti se è la tua prima volta, barra hai girato poche volte nel cemento. Comunque con Esatto. Hector Fock che alla fine è riuscito a passare Zan per l'11ª posizione, là davanti invece molto vicini tutti ma abbastanza statiche le posizioni, con Milo che mantiene la prima, seguito da Stackler e poi il super gruppo composto da Poz, Fina, Daniel Dog, Edo 28, Uffe e Mazzi Caliente. Eccolo qua, il gruppo composto dai 6 piloti, guarda come sono vicini e si studiano. Sì, il primo ormai ha preso... In largo, anche il preso- secondo abbastanza tranquillo, come puoi ben vedere. Sì, Dal hanno terzo preso proprio un bel indietro, distacco. sono tutti vicinissimi. Vediamo anche gli ultimi un po' più distaccati. La lotta c'è tra il terzo e il sesto, settimo? Sembra di aver visto, sì, settimo. La lotta è terzo, quarto, Anche, quinto, sesto, settimo, ottavo. esatto, sì, sì. Sì, sì, sono ben sei piloti lì che si stanno cercando di passare a coppie, si può dire. Coppie di due. Esatto, esatto. Bisogna comunque stare attenti a quando passare e come passare perché si rischia solo di perdere tempo tentando il sorpasso in certe curve. E quindi di dare un'opportunità anche agli avversari dietro di te. Quindi davvero va studiato molto bene il sorpasso in questa pista. Esatto, poi come detto è molto complicato perché non avendo le rettilinei non puoi sfruttare la scia, quindi non puoi prepararti un sorpasso, ma devi cogliere il momento adatto, il momento migliore in base a quando l'avversario sbaglia. Quindi appena sbaglia devi approfittare del momento. Mm. È molto complicato. Però Perfetto, comunque perfetto. non sta uscendo male questa gara. I primi due, come detto, sono un po' più distaccati. Adesso anche il terzo e il quarto sono un po' più lontani tra loro. Il quinto anche si è allontanato parecchio. Mm. Mi sembra almeno. Sì, 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 sono molto allontanato. Mentre Edo con sì. Daniel Dog si sono cambiati di posizioni. Infatti, eh, il gruppetto era un po' in lotta. E attenzione qua che stanno facendo anche lotta nelle retrovie. E poi Edo 28 che ha passato per la lotta quinto-sesto, quindi veramente molto vicini. Infatti, guarda come si trova in difficoltà attualmente il pilota che è stato sorpassato il giro prima. Quindi è vero, tosta, tosta, tosta come pista questa qua. Sì, sì. Hai mai girato nel karting indoor di questo tipo? Con curve Allora, così strette? ho girato in karting indoor, però devo dire che questo qua è uno dei più stretti che abbia visto. Io ho girato in karting indoor in cui comunque ti potevi affiancare abbastanza tranquillamente al pilota avversario e potevi tentare l'attacco senza problemi. Io ho girato in un po' di piste, più della zona lombarda, come il Top Fuel, come il Como Kart Indoor. Poi mi devo far venire in mente l'altro Mokart, ecco, il Mokart, quindi comunque un po' di kart indoor li ho fatti. Diciamo che secondo me questo è uno dei più stretti che ho visto perché
Generalmente dove ho girato io comunque lo spazio per due tranquillamente affiancati ci sta, qui è difficile affiancarsi in maniera semplice, però comunque stanno facendo vedere una bella gara, i piloti stanno spingendo veramente al massimo, siamo quasi a metà gara, perché Eh comunque sì, sì, sì. 30 giri di gara, ma è una pista molto piccola, quindi ci può assolutamente stare di fare una gara più lunga, perché comunque la pista è più corta. Esatto. Mentre guarda qua ancora in lotta, quanto sono vicini. Penso abbiano recuperato anche il secondo, eh. Vediamo, vediamo tra poco. Perché vedi, adesso sono 7. Sì, sono 7. Potrebbe Lì c'è esserci. stato, forse c'è stato il Uh, sorpasso, tra il quarto e il c'era quinto. quasi. Vediamo, perché avevano una curva subito dopo. Vediamo se c'è stato il sorpasso a Canale. Comunque potrebbe essere il settimo che si è aggiunto, credo. Dici? Sì, perché il secondo era parecchio distaccato quando è passato sul traguardo. Allora sai cos'è? Non è il settimo, perché comunque se sono terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo sono 6, probabilmente è un doppiato a questo punto. Ah, può darsi, può darsi. Vado a deduzione, comunque c'era quasi l'attacco di Fina su Poz, non è riuscito a portarlo a termine. Peccato perché era veramente molto vicino e ci stava tentando in tutti i modi. Non c'è riuscito, ma ci può stare, ci può stare. Comunque si vedi il secondo è abbastanza distaccato Sì. da quando Mentre... passa sul traguardo, adesso terzo, Eccolo qua quarto, Fina, come ho detto. è passato. Wow, è successo qualcosa al pilota che si trovava in sesta posizione. Uh, Incidentone qua. Sono bloccati in due, si sono bloccati in due. E si ritira un scendono. pilota. Deve scendere anche l'altro, vediamo. No, penso si sia solo ritirato. L'altro pilota penso verrà rimesso in pista. Infatti Ok, viene rimesso in pista, semplicemente si è ritirato il pilota, probabilmente arrabbiato per il gesto. Il commissario non è contento, dice vieni qua, vieni qua. continua a correre perché devi correre. Ha Lancia lanciato il il casco casco. direttamente. Commissario che non è contento. Scene che non vorremmo vedere perché comunque non Daniel, è. esatto, non è il massimo, c'è da dirlo. Mentre Daniel Dog è il pilota ritirato ed è il pilota che effettivamente è stato sorpassato da tanti nel gruppo in cui si trovava. Però noi dall'esterno cerchiamo di sdrammatizzare un pochino per E non far appesantire la questione. esatto, noi alla fine guardiamo soltanto, siamo degli spettatori. Adesso se sono ancora lì che stanno chiacchierando, però il kart attualmente non è in una posizione bellissima, c'è da dirlo. Diciamo che se si Ci tenta un sarà da fare un sorpasso, CID probabilmente, direi di sì. giusto per Comunque, rimanere in tema di sdrammatizzare. diciamo che in base alla situazione dovrebbe essere almeno spostato un pochettino quel kart. Perché Eh sì, comunque se si tenta un sorpasso lì sì, si sì. finisce contro il kart, poi per i piloti adesso lo sanno, quindi teoricamente non tenteranno un sorpasso lì se devono tentare. Quindi attenzione, mentre arriva il terzo commentatore, incredibile. Se sta tornando in pista mentre Daniel Dog che va a spostare il kart. Eh sì, l'hanno spostato finalmente, sono passati 2 giri. Vediamo, rientra sul kart e riparte. Mentre Uffo e Mazzicagliente avevano fatto un sorpasso là dietro. Quindi molto bene. Mentre i primi due ormai sono insuperabili. Sono là davanti, non fanno errori. Ed è davvero difficile che abbiano problemi. Mentre fino a Pozzi, Mazzicagliente e anche il settimo che adesso verrà un po' indietro, credo 28 perché penso abbia avuto qualche incidentino, si ritrovano comunque in lotta. Mentre Daniel Dog probabilmente ha portato solo il kart ai bots, però risulta comunque ritirato.
Beh sì, comunque ha perso ormai tanti giri, quindi non avrebbe... Per rispetto, diciamo, potrebbe continuare, però da pilota è difficile mandar giù un evento del genere, sì, un accadimento di questo tipo. Lì a caldo è difficile. Sì, sì, concordo pieno, concordo pieno. Ancora 9 giri alla fine di questa gara bronzo 2. Sì, gara bronzo 2, gara molto interessante che attualmente sta facendo vedere una gara strepitosa. Comunque c'è da dire che come ottimizzazione degli spazi questo circuito è fatto bene. È stato sfruttato tutto lo spazio disponibile, si può dire. Però personalmente non lo trovo molto interessante per farci una gara. Lo trovo molto complicato, un po' caotico. Sì, sì. Però questi sono gusti personali, ovviamente. Io sto parlando per mio personale gusto. Sì, sì, concordo appieno. E niente, mancano pochi giri alla fine, con Mir e Stackler che ormai hanno le posizioni abbastanza tranquille. Potrebbe succedere sempre di tutto, mai dire mai, il mondo delle corse è sempre imprevedibile. Però Esatto. comunque penso che la prima e la seconda posizione, se non succede niente, le loro carte possono portarsela tranquillamente a casa. Non hanno particolari problemi davanti e dietro, quindi devono solo stare tranquilli e portarsela a termine. Esatto, esatto. Siamo ancora meno in prima con Staccoli in seconda, poi mi mancano 7 giri. Vediamo nella lotteria che infila, che riuscita a distanziare un po' il quarto. Non che il pilota non fa posizionato dei problemi. Fox c'è, Fox Tuffo, Mazzica 20 e 28 23 Lorenzi di 3-0 sono tutti molto vicini. Quindi sarà molto tosta per dalla terza e barra quarta in poi difendere fino alla fine, perché comunque sono tutti lì. Sì, esatto, esatto. Comunque sono molto vicini. I primi due si sono allontanati, quindi vedremo adesso la lotta per il terzo, si spera, fino alla fine della gara. Comunque mancano 6 giri. E vediamo se qualcuno riuscirà a portare a termine il sorpasso, se Fina perderà la posizione oppure riuscirà a mantenerla, dato che comunque l'ha guadagnata una decina di giri fa. Esatto, esatto. Vediamo se riesce a mantenerla. Guarda qui che lotta comunque, come riesce a mantenere la posizione. Mamma mia. È difficile in questo tipo Eh di sì, pista molto lottare. difficile. È veramente difficile, ma ci stanno facendo comunque vedere delle lotte fantastiche questi piloti, davvero bravi. Davvero, Esatto, davvero bravi. bravissimi, soprattutto dopo l'endurance che comunque ci siamo divertiti e anche parecchio. Esatto, esatto. Una bella gara sprint va benissimo. Mi sa che ho visto un sorpasso, o sbaglio, un tentato sorpasso. Sì, 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 c'è stato il sorpasso qua, una traiettoria abbastanza particolare, ma stava venendo sorpassato anticipatamente, quindi diciamo che ci può stare. Mentre attenzione con Mick 23, Lorenzo 00 che hanno passato Edo 28, Lazza che ha passato Hector Fock. Quindi davvero sorpassi interessanti per la fine della gara. Ne mancano 4 di giri, teoricamente. E quindi vediamo cosa riescono a fare in questi ultimi giri emozionanti. Guarda, come sono vicini. Si studiano. Adesso un po' più di tranquillità in questa zona. Vediamo, vediamo, ci siamo quasi alla fine.
Per ora ancora niente, tutto tace, Tutto tace, sono tutti tranquilli. tranne noi. Tranne noi, Tutto esatto. tace tranne noi. Tutto molto tranquillo, tranne i piloti, cioè tranne i commentatori stessi. Vediamo. Comunque sono bellissimi i kart con le luci. Le adoro. Io ti dico, non mi dispiacciono, ma non li apprezzo nemmeno così tanto. Cioè, alla fine, per me che abbiano le luci e che non ce le abbiano, cambia relativamente poco, devo essere sincero. No, invece a me, eccoli, intanto gruppetto di tre, Mm. altro gruppetto di tre un po' più dilatati tra di loro, però Sì, diciamo che è un po' più, a livello estetico è un po' più carino da vedere, quello sicuro. sì, sono più belli, assomigliano a delle piccole macchinine, se così vogliamo. Comunque, se essendo carte a noleggio, sono carini così, almeno a mio parere. Sì, sì, Se sì. fossero stati kart, diciamo, un po' più tipo i KZ, tele KZ e a marce a due tempi, non li avrei apprezzati così tanto. Anche perché comunque era tutto peso in più che per un KZ non deve esserci. Esatto, esatto, sei ridotto all'osso. Già è tanto che abbia le plastiche. Esatto, esatto. Io sono già sicuro che correrebbero anche senza plastiche pur di avere qualche prestazione in più i piloti col KZ. Quasi come Comunque in Formula 1, insomma. Intanto, finisce, fine della prima esatto, batteria. finisce la gara della Bronzo 2, quindi adesso andiamo a vederci la classifica. Eccoci qua che sta arrivando la classifica, andiamo a vedere il podio tra pochissimo. Eccolo qua con Milo in prima posizione che va a vincere, secondo Stackler e terzo Fina che è riuscito a prenderla verso la parte finale. Questa bellissima terza posizione. Seguito da Pozzi in quarta, Uff in quinta, Mezzicagliente in sesta, in settima Mick 23, in ottava Lorenzo 00, in nona Edo 28, in decima Lazza, in undicesima Hector Fock, in dodicesima Zan, in tredicesima Mad Meats e quattordicesima Daniel Dog che si è ritirato. Il tempo migliore è quello di Milo che ha fatto quindi vittoria, pole position e giro veloce, quindi Grand Chelem. Praticamente Grand Chelem per lui per la finale bronzo 2. Quindi a questo punto direi di passare a gara 1, gara bronzo 1 Bronzo 1. e quindi ci vediamo tra pochissimo per gara bronzo 1, ragazzi. Tra poco. Eccoci qua quindi per l'inizio di gara bronzo 1 con Meshok in prima posizione, secondo il milanese, in terzo Minimac, in quarto vince 4, in quinto abbiamo Miro e sesto Titan, in settima 8 e in ottava King Rollo, nona per Canopium e decima per Santa, undicesima per Gioco 76, quindi 11 piloti in questa gara bronzo 1 e aspettiamoci di tutto anche per questa gara bronzo 1 che è iniziata. Tutti vicini, guarda qua tentativo già di sorpasso, non ci riesce. Non ci riesce sfortunatamente, però era molto vicino a tentarci. Ci ho provato, però la pista è veramente difficile per tentare i sorpassi, quindi guarda come stanno tutti vicini adesso per studiarsi, per imparare, per capire dove si possa passare o meno. Quindi Daniele, per ora inizio di gara interessante. Interessante, interessante. Comunque questa pista può regalare emozioni inaspettate più che altro. Quindi vedremo. Esatto. Guarda, i primi due già molto vicini, mentre Santa e Canopium c'è stato il cambio di posizione. Qui è un attimo di rallentamento, penso dovuto più a un incidente, o comunque a un attimo di, di stallo tra i piloti, e quindi le ultime quattro posizioni tra King Roll e Giove 76 sono un po' più arretrate. Sì, esatto, però c'è un bel gruppetto qui, quello che è appena passato. Mm. Belli compatti per ora.
Eh sì, con Vince 4 che è riuscito a passare Minmac per la terza posizione e poi Giove 76 che ha passato Canopium nella sezione di stallo in cui era venuto qua. Quindi qua Milanese ci sta provando su Meshok, attaccatissimo. E anche dietro i piloti stanno provando a continuare a sorpassarsi. Attenzione qui, tentativo di Canopium su Giove 76 non avviene. Però ci ha provato a buttarsi all'interno, ma lo spazio non c'era, quindi niente tentativo, cioè niente sorpasso avvenuto, però ci ha provato, ci ha provato. Vediamo, vediamo. Per ora situazione tranquilla. Esatto, situazione abbastanza Ora... tranquilla. Eccolo, qui mi sembra che sia avvenuto un sorpasso però. Vedremo alla fine del giro quando si aggiornerà la Sì, classifica. Mi è sembrato sorpasso avvenuto. eh sì, concordo. Bisogna vedere a fine giro. Attenzione qua Meshok e il milanese, mentre il giro precedente Minime che vince 4 si sono sorpassate a vicenda. Meshok non è riuscito, cioè il milanese non è riuscito a passare Meshok, ma era molto vicino, mentre a quanto pare, a meno che non siano le ultime due posizioni, no, non c'è stato nessun cambio di posizione, quindi noi pensavamo ci fosse stato un cambio di posizione, a quanto pare Si era non solo c'è stato. spostato all'esterno il Esatto, pilota esatto, in uscita esatto. di curva. Esattamente, esattamente. Sì, Ormai sai sì. che sta diventando un meme questa cosa anche qui, vero? Sta diventando un meme ovunque, praticamente, questo esattamente, esattamente. Però è il mio classico È un segno. intercalare ormai. È un intercalare, esatto, un po' come i Veneti Esatto, con altre parole poco raccomandabili, mettiamolo così. esatto, lo stavo pensando anch'io, quindi mi hai letto proprio nel pensiero. Beh, sì, dai, alla fine siamo lì. Comunque, bella lotta tra i primi tre, veramente attaccati. Meshok, Milanese e Minimac. Anche perché possono farci vedere delle lotte incredibili. Devo dire che qua comunque sono tutti molto più vicini nel complesso. A parte Giove Canopium che hanno avuto quel rallentamento perché hanno tentato di sorpassarsi. Per il resto sono tutti molto vicini. Nel giro di una curva, infatti anche Giove e Canopium che sono dietro sono comunque molto vicini a quelli davanti. Esatto. Comunque molto, molto interessante per ora, vediamo, bello. Vicini, vicini, vicini i primi due. Che contatto brutto, Ah, però fa passare, non insiste. può passare, non insiste, perdono tempo entrambi, però comunque è buono il gesto di non passare, mentre si è aggiunto al gruppo dei primi tre anche Vince 4. E vediamo se c'è stato anche il cambio di posizione là davanti, no. Sono sempre vicini, perché si è aggiunto un altro pilota là davanti, quindi molto molto interessante. Vediamo, comunque... c'è stato un sorpasso lì, c'è stato un sorpasso. C'è stato Credo un che Vince sorpasso. sia passato. Adesso vediamo, adesso vedremo effettivamente se così appena arriva la classifica, perché purtroppo me lo sono perso Era d'occhiata, lì avrò sul messo il palo momento. proprio, quindi sul pilastro era difficile da vedere. Sì, Credo sì, però che sia avvenuto. vediamolo, vediamolo, appena conclude il giro. Eccolo qua, è proprio azzeccato a pieno, con Vince 4 che ha passato un Minimac. Vince 4 ha un bel andare adesso, quindi vediamo se riesce a passare anche i due davanti a 6 o se Minimac risponderà qua. Minime che non risponde, però occhio a Vince, perché potrebbe tentare l'attacco prossimamente. Eh sì, sì, potrebbe, potrebbe. Potrebbe sicuramente tentare l'attacco e occhio perché potrebbe essere un grande attacco alla fine di tutto. Uh, che, che- Wow, che lotta lì. Lotta incredibile. Vediamo. Sì, comunque sì, le lotte sono tra due piloti sempre, però sono molto più attaccate di gara 1. Sì. Mhm. Vediamo se tenterà l'incrocio. No, ancora no.
Presto, presto. Per Minimac. Esatto, esatto. Incollatissimo il milanese su Mashok. Molto molto vicino. Potrebbe tentare un attacco nei prossimi giri. Ma siamo ancora con le posizioni invariate almeno nelle prime 6 per ora. Mamma mia qua. C'è stato il sorpasso per... C'è attenzione, Si Stall, è è ri- riuscito a difendersi. ah, Vince 4, penso si sia difeso da Minimac. Minimac dovrebbe aver perso 2 posizioni su Miro e Titan, se ho visto bene. dovrebbe essere il contrario, vediamo adesso, comunque appena arriviamo sul traguardo. Secondo me no, però effettivamente potrebbe essere anche il contrario. Adesso vedremo. Poi c'è stato il giro precedente che non l'abbiamo visto, il Canupium che ha passato Giova. E Vediamo, vediamo, vediamo. 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 E in realtà Uh, effettivamente vince 4 che ha perso le sì, posizioni. Quindi l'avevi vista meglio tu. Probabilmente io ho dato per scontato che fosse all'interno della curva vince 4 e non all'esterno. Quindi esatto, comunque. perché c'è stato un sorpasso nella curva precedente, quindi ci sta, ci sta. Esattamente, esattamente. Quindi molto molto bene, molto bella questa lotta che stiamo vedendo in questa gara bronzo 1. Un po' più movimentata in tutte le zone. Diciamo che di sicuro ci stanno in questo momento più sorpassi avvenuti, non tentati soltanto. E c'è comunque, nonostante magari situazione di, tra parentesi, Stylo con Titan che è riuscito a passare 8, King Roll e Santa che hanno passato un sacco di piloti, probabilmente, ecco, vince 4 Vinci. ultimo, vince 4 No, ultimo, che è successo a vince 4, che si ce trova lo siamo ultimo. persi purtroppo, che peccato. No, da capire Mi, spi- effettivamente cosa è mi successo perché spiace, era in quinta, adesso è ultimo, quindi da capire effettivamente cosa è successo. per un peccato, porca miseria. Veramente, perché comunque sta facendo una bella gara, poco da dire. Sì, già da lì quando ha perso probabilmente la concentrazione, speriamo solo che non si sia ritirato. Vediamo, Non si vediamo adesso. ritirerà alla fine di questo giro, insomma. Vediamo adesso cosa dire alla classifica. Ritirato, ritirato. No, che Ritiro, peccato, e che penso, peccato. penso più un ritiro dovuto al kart questa volta, piuttosto che. Eh sì, sì, probabile, più Perché comunque probabile. stava andando molto bene, non stava andando male, quindi mi sembra strano che si Eh sia sì, ritirato così. sì, stava andando molto bene questa volta. Peccato, Vedremo, peccato. vedremo. Attenzione all'attacco del milanese forse, eh? No, non era il milanese, però c'è stato l'attacco. O forse sì, ho il dubbio perché sto contando i carte e forse effettivamente erano i primi due che si sono scambiati la posizione col milanese che dovrebbe aver preso la posizione su me. Shock, sì, dovrebbe essere così. Occhio perché era un gran sorpasso quello lì, sempre in quella zona, comunque, sempre su quel paletto, e infatti è così, Sì. milanese che passa a Mashok, sempre in quella zona avviene il sorpasso, mentre siamo arrivati a metà gara, gara che per ora sta dimostrando davvero quanto sia difficile sorpassare in circuiti cittadini, tra parentesi perché è un indoor, e comunque quanto i piloti ci stiano dando dentro in questa gara, perché davvero stanno facendo un lavorone. Eh sì, stanno proprio dando tutto quello che hanno a disposizione delle loro capacità. E comunque qui, come hai detto, è proprio un rischio passare, proprio l'abbiamo visto adesso, si può anche rompere il kart nel passare, quindi molto molto rischioso. Esatto, esatto, concordo appieno con te. Mamma mia, mamma mia.
Per ora ancora tranquilla, la situazione è ritornata in Una si- tranquillità. Esatto, situazione di stallo in questo momento con i piloti che si stanno studiando o non sono abbastanza vicini per tentare l'attacco, quindi diciamo che è una situazione più o meno tranquilla, in cui potrebbe succedere di tutto da un momento all'altro, perché come abbiamo visto i piloti Sì, possono ormai arrivare e tentare l'attacco da un momento all'altro senza nessun problema, quindi bisogna non stare ci molto stupiamo di attenti. niente Bisogna sotto stare questo punto di vista. attenti alla lotta Meshul Minimac e Miro Titan, perché sono i più vicini attualmente. Quindi Esatto. bisogna stare attenti alla lotta per il secondo posto e per il quarto posto, quindi stiamo molto attenti perché Meshok sembra molto in difficoltà su Minimac in questa parte di gara, quando anche Titan è vicinissimo al pilota davanti a sé ed è poi potrebbe venire attaccato anche dal pilota dietro di sé che è in questo caso 8, che era molto molto vicino. Vediamo, vediamo. Vediamo come andrà a svilupparsi la situazione. Comunque molto vicini questi due piloti che non sono riuscito a riconoscere. Qualche lotta però ci potrebbe essere nell'ultima fase di gara. Mancano ancora 12 giri, però Eh sì, non è male. Non è male la situazione. non è assolutamente male. Occhio qui che erano veramente vicini Mescio che il milanese, eh. Erano veramente vicini. Erano davvero davvero molto vicini. Vediamo ancora stallo. Più o meno stallo, dai. Vicini, stava cercando di uscire un po' più forte l'altro pilota. Esatto, esatto. Eccolo qua ancora Meshock con Minimac. Oh, attenzione, il contatto! Si toccano i due, sono affiancati. Vediamo chi è davanti. Meshock rimane Rischioso. davanti Meshock con Minimac che ha fatto un, un bel contattino nel retro, l'ha sbattuto sulla barriera praticamente. Eh sì. Non apprezzato sicuramente dall'avversario come gesto. Beh, direi proprio di no. Adesso guarda che si sono Eccoli, si avvicinati sono... tutti. A 10 Sì, giri sì. dalla fine. A 10 giri dalla fine si riavvicinano tutti con Minimac che alla fine è riuscito a passare Meshock, l'abbiamo visto. Stava lì vicino, poteva sicuramente tentare il sorpasso ed è riuscito a portarla a termine, seguiti da Miro, Titan e 8. Poi King Roll e Santa un po' più distaccati. E anche Kano più Minnona, seguito da Giove 76 invece. Mamma mia, mamma mia. Ancora 10 giri per questa gara. I piloti che ci stanno dando dentro al 100%. Intanto sorpasso per Minimac il giro scorso. Esatto, esatto. È riuscito a prendersi la seconda posizione che era da un po' che stava cercando di prendere, quindi molto bene. Vedremo se riuscirà a tenersela stretta questi ultimi giri di gara. Mm. Attenzione qua, molto lento in uscita di curva. Però è riuscito a mantenere la posizione, non ha fatto una curva ideale, penso sia proprio il settimo in classifica King Roll, esatto. Mentre il milanese è abbastanza tranquillo, con Mini e Meshok abbastanza distanziati, adesso è più o meno distanziata la griglia in questo momento. C'è qualche piccola lotta, ma stiamo arrivando verso la fine della gara e sono tutti un po' meno distanziati, quindi situazione più o meno tranquilla per i piloti che adesso possono stare più o meno tranquilli.
Vediamo, vediamo, vediamo. Dei giri alla fine. Si avvicina, si avvicina. Sentiamo, si sta scaldando la situazione in pista tra qualche pilota, però sembrano abbastanza distaccati un po' tutti. Esatto, esatto. 6 giri alla fine. I piloti spingono per l'ultima volta. Devono stare molto attenti a quello che fanno. Non devono sbagliare. Eh sì, Perché qui sono... si giocano tutto. Esatto, si giocano tutto e gli ultimi momenti in cui dare il massimo, ragazzi, non sbagliate e date il top. Non fatevi prendere né dall'ansia di vincere e né dall'ansia di non vincere. E quindi giratevi, Non giratevi, non andate giratevi, avanti non come giratevi. se stesse al primo giro di gara che dovete distaccarvi. Esatto, esatto. Mamma mia, molto molto bella come gara comunque, è davvero. Poco da dire. Ancora pochi giri, 4 giri alla fine. 4 giri, vediamo, vediamo. Sono vicinissimi, sono vicinissimi. Mi sembra i primi due, può essere? Adesso aspetta che sto guardando effettivamente da questa visuale un attimo difficile, però sì, potrebbero essere i primi due. Perché ho visto due piloti vicini, ma non so se erano. No, non sono i primi due. Vediamo. No, non sono i primi due, non sono i primi due. Milanese e Minimoto Però sono abbastanza a distanza. Terzo, quarto sono vicini, quindi Meshock e Miro. sì, no, ce n'erano altri. Vediamo se questo è il quinto. Sesto, vediamo, vediamo che avevo visto prima. Vediamo, vediamo. Adesso settimo, ottavo, molto Sì, vicini. erano loro, che Quindi erano abbastanza vicini. settimo e ottavo che sono vicini, se la possono lottare. Dovrebbero essere... King Roll e Santa, ecco, sì, mi ricordavo Sì. King Roll, Santa no, quindi... Diciamo che dobbiamo ancora impararli tutti i nomi. Poi Canopium nono, decimo Giova, vince 4 ritirato. E si È molto, arriva al terzultimo giro, adesso, tra poco. è Col molto difficile milanese. ricordarsi i nomi. Mhm. Col milanese che rimane là davanti. È alla prima posizione attualmente. Mamma mia, che garetta questa qua. A livello di sorpassi devo dire che rispetto alla Bronze 2 mi è piaciuta Sì, di più. Ci sono stati più sorpassi portati a termine. Sotto quell'aspetto questa gara è stata fantastica. sì, esatto. Più sorpassi portati a termine, che comunque in una pista del genere è molto buono. Mm, Peccato per il ritiro di Vince e di Daniel Doc. mm. Daniel Docch. Dodge per il ritiro, però purtroppo va così. C'è anche questo nelle gare. Non Esatto. sempre è una bella scena, però va Non, bene così. Ci sta. non sempre può andare bene. Esatto. Come detto, a caldo è difficile mantenere il controllo. Esatto. Chi ci riesce è bravo. Io diciamo che ormai ho imparato a autocontrollarmi in certe situazioni nonostante magari sia arrabbiato. Ne sono successe purtroppo di situazioni non ottimali, ma diciamo che sicuramente ormai ho imparato più o meno come stare tranquillo durante la gara. Sì, esatto, poi questo lo viene dettato tutto dall'esperienza, quindi più Sì, sì. esperienza fai e più imparerai a stare tranquillo, Sì, mettiamola così. no, assolutamente d'accordo con te, perché ti dico, è proprio l'esperienza che fa la differenza in una situazione difficile, se riesci a rimanere tranquillo o meno, quindi davvero fa tanto anche Esatto. quello. Comunque dovrebbe essere finita la gara? Sì, è Sì, così, sei quindi finito. adesso finita gara bronzo 1, andiamo a vedere tra pochissimo il podio e capiamo effettivamente come è andata a finire la gara. Peccato ancora per Vince 4, ma bellissima gara del milanese, Minimac e tutti i piloti che sono stati là davanti perché hanno fatto una gara pazzesca. Sì, hanno fatto veramente una bella gara. Quindi adesso Andiamo a vedere la classifica finale dei piloti.
Andiamo a vedere la classifica finale dei piloti, esattamente. Ecco qua che tra poco arriva la grafichina del podio, grazie per la grafichina. Grazie alla regia per la grafichina. Eccoci qua che stavamo pronti per dire il vincitore, che è Milanese, seguito da Minimac in seconda posizione, e terzo Meshok. Un po' di interessante, un po' di un meritato per tutti e tre, perché hanno fatto vedere un grande spettacolo là davanti, con il Milanese che prende la prima posizione e anche il giro veloce che è più lento rispetto al giro veloce della Bronzo 2. Però comunque giro veloce meritato, con Minimac che ha provato a rubarglielo ma non ci riesce di qualche millesimo. Meshok poi in terza posizione, seguito da Miro in quarta, quinto Titan, sesto Otto, settimo King Rollo, ottavo Santa, nono Canopium, decimo Giova e ritiro purtroppo per Vince 4. Quindi io direi, Daniele, un attimo di pausa e poi si inizia Ci vediamo tra pochissimo, sì. per gara, vediamo se la sai. Per Silver 2 o No, Silver 1, in base a quante ce ne sono. Silver e basta, cioè, Silver, quindi Silver, gara Silver, a tra poco. Silver e basta. Eccoci quindi qua per gara Silver, sempre pronti per la gara Silver con Devil Alex che partirà primo e il secondo va dal Maz. Terza Erika e quarto Deime. In quinta Aich e in sesta Tiennetti. In settima Cive e in ottava Legione 516. Nono Elia e in decimo Cente. In undicesimo Zoya e dodicesimo Muya. In tredicesima Yako, in quattordicesima Triea, che dovrebbero chiudere la griglia. Esattamente così. Quindi pronti per l'inizio di batteria 1, non della batteria 1, scusate, della batteria Silver. Silver. E siamo subito con Lombordi e Elia, pronti per la partenza. Guardate i semafori lì in alto che si vedono un po' o un po' no. Ha abbassato la testa perché si è preparato subito pronto per mettersi in carena. Quindi noi non lo vediamo. E andiamo subito anche con Lombordi, va dal Maz. Non abbiamo mai visto una partenza on board, se non sbaglio, in questi vari... Forse una, forse puntate. forse un'altra. Però in questa tappa no. Devo essere sincero, mentre guarda qua ci sono già stati dei sorpassi. Wow. Un po' in tutta la griglia. Sì, all'inizio qui regala molti sorpassi, il Esatto. problema sarà dopo, Esattamente. sarà Poi difficile passare. concordo anche che secondo me quella parte di pista sia la parte perfetta dove sorpassare, la parte che ha dimostrato che i sorpassi possono avvenire più facilmente lì rispetto che in altre zone della pista. Mentre torniamo con Lombordi Elia, che è indietro, e vediamo se è riuscito a sorpassare qualcuno. Guarda comunque quanto è stretta la pista, non è per niente semplice provare a passare, però Elia comunque è riuscito il giro precedente a sorpassare Legione 516, mettendosi in ottava posizione invece che nella nona. Guarda qua che sta Diciamo, attaccato. Vai, vai. diciamo che in questo circuito per passare ti devi un po' buttare, chiamiamola così, passatemi il termine, devi riuscire ad infilare tra, eh, nel pilota, praticamente tra il pilota e la barriera, Esatto, esatto. quindi devi essere un po' più aggressivo su questo tipo di tracciato, anche perché non si passa, però senza esagerare, perché sennò si rischia di andare al muro o entrambi, oppure solo su questo sorpassando. Esatto, e se no può essere anche penalità nel caso, perché comunque la DG è Esatto. sempre pronta a penalizzare. Comunque sì, diciamo che Bello. come hai detto tu, bisogna essere un po' più aggressivi nella zona di sorpasso, nel tentare il sorpasso, perché comunque effettivamente non si può sorpassare se non con un piccolo contatto. Mettiamo più facilità di contatto tipo GT3 rispetto a una Formula 1, per intendersi. Esatto, fortunatamente i kart sono, essendo a noleggio, hanno questo vantaggio che comunque hanno una protezione intorno, che non ricordo se è in acciaio o comunque più resistente rispetto a una plastica qualunque, Esatto. il che permette di dare qualche sportellata un po' più aggressiva senza danneggiare poi troppo né se stessi né gli altri. Esattamente, mentre siamo su Vadalmaz, che l'abbiamo visto nelle gare Gold, nelle scorse gare, oggi lo vediamo in gara Silver, però comunque in seconda posizione se lo sta lottando. Quindi non male qua il PKI, che sta facendo un gran lavoro. Sì, davvero bravi.
Davvero bravi, davvero bravi, e contando anche che sono dello stesso team, dell'Eleiza, entrambi, De Vilalez e Vadalmaz, diciamo che è una bella doppietta per ora per il team, ma mai dire mai, perché guarda lì dietro c'è Erika e Aice che sono belli attaccati, e c'è anche Deme in quinta posizione, con Tienetti un po' più distaccato, con Trivea e Muia che stanno facendo manovre di sorpasso contro sorpasso, con Trivea che nel giro precedente è riuscito a prendere la posizione in 13esimo. Mamma Esatto. mia, è difficile Che lotte qui. anche lì Elia ci ha provato su Cive un'altra volta, però alla fine ha optato per alzare il piede. Non è semplice, non è semplice per niente. Torniamo su Elia, che è dietro a Cive da praticamente l'inizio della gara, ma non riesce a trovare modo di passarlo, mentre Legione 516 dietro a Cente è riuscita a passare per la nona posizione. Quanto era un incrocio, ma è difficile passare, veramente difficile. Lo tocca ancora, e ogni volta che comunque c'è un contatto nel retro ha vantaggio l'avversario davanti, e invece quello dietro perde velocità. Esatto, comunque qui Uh. molte più lotte in questa prima fase di gara. Esatto, esatto, molto molto più competitiva. Rispetto alle bronze stiamo vedendo più gente vicina, lotta un po' più tranquilla, ma allo stesso tempo agitata, mettiamolo così. Sì, Eccolo qua, andiamo su Vodalmaz. Guarda qua che sta dietro a Devi Lalez in prima posizione. Qui un altro contatto. Come potete vedere è difficile non arrivare al contatto a comunque velocità lenta con questi kart, perché comunque si è veramente vicini, ed è difficile trovare sempre il punto di staccata giusto, e soprattutto trovare il punto di staccata uguale rispetto all'avversario quando lo vuoi attaccare, quindi non è semplice. esatto. Mentre settimo giro, che inizia ora, con De Vilalez va dal mazzo con Aic, Dame e Tienetti che sono riusciti a passare, però probabilmente è successo qualcosa a un pilota, perché tutti stanno salendo di una posizione. Sì, vediamo. Veniamo e... Il pilota nel 13esimo, E che è Erika, Erika, Erika... peccato, che peccato. Erika che era terza. Disastro, che è successo? Che peccato. Sicuramente ci sarà stato un contatto e è rimasta bloccata come abbiamo visto nelle altre due gare. Eh sì, è l'unica possibilità, perché se no non mi spiego altro. Però veramente un disastro per una gara che era iniziata benissimo per lei. Vediamo se sta continuando oppure se c'è proprio stato un ritiro a questo punto. Bisogna vedere. La Speriamo di classifica no. questo giro all'ottavo rimane invariata. Vediamo solo se c'è ritiro o se sta continuando. Elia alza le mani per dire: cavolo, non riesco a passarlo, non riesco a passarlo. E da qua che mi tiene ormai dall'inizio della gara. Entrambi infatti stanno alzando le mani, con Cive che non è contento dei tentativi d'attacco di Elia, e Elia che non è contento perché non lo sta lasciando passare. Comunque Erika sta continuando, quindi vedremo dove arriverà a fine gara. Era là davanti con i primi, però sorpassare qua è anche peggio che Monaco, per intenderci. Sì, molto peggio che Monaco. Monaco almeno qualcosa può passare, se sei Leclerc riesci a passare. Se, Altrimenti, se sei Monegasco riesci a passare, perché la conosciamo a però non memoria. riesci a correre purtroppo. Esatto, esatto, esatto. O se sei Monegasco sei anche molto bravo a prendere le barriere dei cittadini, ma quello è un altro talento. Ovviamente scherziamo, a noi piace Charles Leclerc. Sì, sì. Almeno a me. No, anche a me, anche a me. C'è un po' di umorismo. Gran pilota, dimostrerà in futuro sicuramente qualcosa di interessante. Si vedrà Macchina adesso. permettendo. Macchina permettendo, esatto. Diciamo che quest'anno, nonostante la Ferrari probabilmente prenderà il terzo costruttore, io sono gran tifoso McLaren. Anche perché hanno un'accoppiata piloti secondo me pazzesca. Peccato per Ricciardo, che si sta trovando più in Ha perso un difficoltà. po' in quest'anno intanto. Nel frattempo che loro lottano, Mhm. i piloti in pista Sì, lottano, e c'era noi divaghiamo un pochino. Vadalmaz che era a rischio, Occhio, quindi... qui c'è stato forse un sorpasso, se non vado errato. Qui dietro. Adesso vediamo appena la classifica si aggiorna. Ecco qua con De Vilalez, Vadalmaz, H. Vadalmaz che è molto attaccato da H, guardalo lì.
H che è lì dietro. Attenzione all'attacco di Deme! Passa Bello. Deme con una sportellata nel posteriore che H non si aspettava. Quindi bel sorpasso. Nessun cambio di posizione comunque. Mentre dietro comunque nel giro prima non c'è stato nessun cambio di posizione, come ha detto Daniele. Comunque sì, diciamo che il problema di Ricciardo è che si è trovato un'auto con un sistema frenante leggermente diverso rispetto a quelli che ha avuto in precedenza, ed essendo tra parentesi anzianotto, Daniel Ricciardo non è anziano, però comunque i suoi anni in Formula 1 ormai ce li ha, mentre cambio di posizione con Dame H, come abbiamo visto, qui ancora Elia con dietro a Cive praticamente dall'inizio della gara. Prova a tentare qua la staccata, può provarci, non ce la fa. Vediamo se qui tenterà il contatto per passare. Niente. Non passa ancora. Niente, ancora niente. Vediamo. Ancora. Continua a pressare. Vicinissimo. Sì, vuole passarlo e chiaramente sta dimostrando di essere più veloce, però non riesce a passarlo e quindi deve solo stare dietro ad aspettare. Ha una percorrenza curva, il pilota davanti, che mi sta sfuggendo il nome, una percorrenza minore, tende più a frenare. Esatto. Chinetti intanto passa H. Chinetti anche che passa H, quindi che è davvero in difficoltà. Eccolo lì, guarda, sta sbagliando un po'. Occhio, perché potrebbe arrivare con Elia e Cive come lotta. E Cente che è riuscito a passare Legione 516. Stessa cosa Erika, che sta facendo la sua piccola rimonta. Vediamo se riuscirà ad arrivare in top 10. Mai dire mai, tutto è possibile, però è veramente tosta. Comunque c'è da dire che tra piloti è buona norma se qualcuno ne ha più di te. Alla fine, se sei gentile, se non ti stai giocando niente, ti conviene farlo passare, anche perché poi rischia di di metterti a muro e passare comunque. Esatto, però comunque tutto è possibile e probabilmente si stanno giocando qualcosa i piloti che sono in lotta in quel momento lì, cioè in questo momento qua, quindi diciamo che ci può anche stare questa lotta bella. E poi diciamo che dipende da persona a persona, perché in alcune piste può essere anche un vantaggio lasciar passare un pilota più veloce per poi mettersi dietro e cercare di seguirlo ed andare a recuperare davanti, mentre lì attento all'attacco! Lo esegue e passa, finalmente Elia riesce a passare Cive e prende la sesta posizione. In realtà la classifica dice di no, però a me sembrava chiaro il sorpasso di Sì, l'ha Elia. fatto. Forse si aggiornerà al prossimo giro, vedremo. Esatto, vedremo se effettivamente sarà così. La classifica ci dice che attualmente Cive è ancora davanti ad Elia. Tanto abbiamo già percorso 15 giri con questi piloti. Sì. Siamo a metà gara, non male. Stanno facendo comunque una fantastica gara, devo essere sincero. Sotto quell'aspetto stanno facendo un lavorone. Sì, concordo con te. Oltretutto, per esempio in questo caso, parlando di far passare o meno, fossi stato in Cive, che risulta ancora davanti, quindi... Esatto, che risulta ancora davanti, fossi stato in Cive, avrei lasciato passare, perché essendo un circuito in cui non si passa ed è difficile con questi kart attenzione, muro per un pilota delle retrovie, da capire chi fosse. Secondo me forse Erika, non lo so se Erika, secondo me era Jaco o Zoe, giù di lì come zona classifica. Adesso vedremo. può darsi, vedremo adesso se si aggiornerà. Sì, ce la puoi fare. Italiano dove sei? No, non posso, non ce la faccio. Niente. È ancora davanti comunque, quindi... A quanto pare ci siamo immaginati il sorpasso a questo punto. Era Zoya, infatti. Era Zoya. Più o meno l'abbiamo azzeccata, avevo detto Jaco Zoya, infatti è Zoya. Probabilmente con il tentativo di sorpasso di Jaco è finito al muro. Sì, infatti poi è passata Erika, è stata fortunata che non è stata coinvolta in un altro sorpasso, in un altro incidente. Esatto. E quindi continua la gara. Comunque, come dicevo, diciamo che Daniel Ricciardo alla fine quest'anno ha fatto molto bene, è riuscito a tornare anche a vincere una gara, quindi non ci si può dire niente. E lì attualmente effettivamente ha passato alla fine Cive 100 in questo giro. Non so se effettivamente è venuto questo giro o se
e un attimo in ritardo la classifica, però comunque ha fatto il sorpasso arrivando in sesta posizione. Magari dalla regia Mhm. ci sono stati altri sorpassi che noi non vediamo Mhm. e quindi non è stata poi aggiornata la classifica. Esatto, esatto. Tutto può Comunque essere, si tutto può vedrà, essere. si vedrà. Si vedrà mentre la gara andrà avanti, mentre siamo al 19esimo giro. E niente, alla fine diciamo che Ricciardo nel complesso l'anno è stato ok, diciamo molto più basso a livello di quello che si aspettava la McLaren sicuramente, ma diciamo che dopo aver avuto un Carlos Sainz che ormai sta dimostrando sempre di più che è il pilota più malleabile a livello di auto, è Ma difficile. anche a livello di team poi, Sì, sì. perché avendo cambiato tanti team è di facile adattamento. Esatto, esatto, è proprio quello che penso io, è che Sainz è proprio bravo in queste situazioni qua perché ha cambiato team praticamente ogni 2 o 3 stagioni, è stato in Toro Rosso 3 stagioni se non erro, poi è andato in Renault, poi è andato in McLaren, poi è andato in Ferrari, quindi nella sua breve ma comunque a livello di lunghezza media carriera, mettiamolo così, perché comunque ormai da 8 anni in Formula 1 se non vado errato. E comunque ha cambiato tanti team e si è potuto abituare velocemente a questi cambiamenti. Esatto. E poi diciamo che l'auto della Ferrari di quest'anno comunque è decente rispetto a quelle degli anni precedenti. Sì, Dell'anno precedente, del 2020, perché il 2019 era ancora una bella auto. sì, il 2019 ancora sì, purtroppo si sono persi, però non è Purtroppo, facile, non è purtroppo la facile. Ferrari non sa sfruttare le zone grigie, e quello è il problema. Le ha sfruttate, quando le ha sfruttate c'è rimasta male praticamente. Quindi peccato. Però Esatto. discorso, discorso Formula 1 fatto, era E ora d'obbligo il periodo. possiamo darci, sì, diciamo che il campionato sta arrivando al termine anche per la Formula 1, sta arrivando al termine anche per gli amici del Kartri Veneto e bisognerà poi vedere effettivamente la lotta per il campionato. Qui riesce a difendersi benissimo Vadalmaz, se non vado errato, nei confronti di Deme. Adesso poi effettivamente vedremo se è così. Mentre Erika e Jaco sono in lotta. Poi anche Zoe e Trevia sono dietro con Muia. Occhio, avevo dal mazzo che aveva proprio dietro l'avversario, bisogna stare molto attenti. Questa fase di gara non è semplice. Attenzione all'attacco di Deme, arriva. Riesce Deme alla fine a passare. Mamma mia che manovra, che cattiveria. Alza il pollice, va dal Maz probabilmente per dire tranquillo A posto. o per insultarlo, non lo so adesso. In pista può succedere di tutto, tutto è accettato. L'importante è che fuori dalla pista si Ci sia rida e si rispetto, diverte, ci quello sia sì, rispetto, esatto. In pista assolutamente. ci si può anche insultare senza problemi, fuori dalla pista però bisogna stare tranquilli. L'importante è sempre quello. Con C'è sempre il terzo tempo, no? esatto, esatto, il terzo tempo. E paga chi vince di norma. Ovvio. Quindi David Alex ti consiglierei di arretrare di posizione perché Come ha sennò devi fatto Vado pagare. al Max praticamente. Esatto, Vadalmaz ha detto no, sono ancora a podio. Oppure sta facendo la tattica di Kimi Raikkonen. Qua magari non danno lo champagne, lo spumante. E allora vuole arrivare quarto per non prendere per non dover andare a brindare con dell'acqua di rose, ma andare nella sua zona piloti e prendersi una bella birra. Mitico Kimi Raikkonen. Ritiro che segnerà tanto, tanto la Formula 1, però Ha ritiro fatto il che suo. secondo me, ritiro che segna ancora di più la Formula 1 per far vedere effettivamente quanto ormai sia diventata molto più importante la moneta rispetto al pilota, e quello di Giovinazzi, secondo me. Stessa cosa Sì. Hülkenberg, stessa su Van Dorn, no, su Van Dorn secondo me non si merita la Formula 1, secondo me. Poi altre
altri personaggi del motorsport o comunque altre persone potrebbero essere contrari rispetto a quello che sto dicendo io. Però diciamo che secondo me Van Dorn non merita la Formula 1. Invece su Giovinazzi e Hülkenberg diciamo che se le giocate tanto, non è mai avuto quell'ambito podio, però comunque ha sempre dimostrato di essere un buon pilota da Formula 1, mentre comunque Giovinazzi diciamo che quest'anno, soprattutto quest'anno, si è visto quanto la scuderia non c'aveva più voglia nemmeno lei di farlo correre. Sì, è vero. È incredibile. Però Penso che nemmeno ai tempi di Hülkenberg e Van Dorn c'erano questi giochi di strategia apposta per dare problemi al pilota. Mettiamo così, io lo dico così, dare problemi al pilota, perché comunque a livello visivo hanno fatto tutte le strategie maledettamente brutte per penalizzare Giovinazzi, almeno secondo me. Secondo me, poi non lo so. Ma i Giovinazzi esatto, sono... però si chiude un'epoca, diciamo, si chiude una parte della storia, ma se ne apre una con il nuovo pilota eh, cinese, il Zu. primo nella storia della Formula 1, quindi non Eh. male come cosa. Ah, sicuramente non male. Su a livello di velocità ha fatto vedere che comunque secondo me può fare bene. Vedremo se effettivamente farà bene. E se no si vedrà. Diciamo che avrei preferito un pilota come Piastri che ha vinto il campionato di Formula 2 se non vado errato. Adesso. Se non vado errato, però devo esserne certo al 100%. E, e comunque è un pilota che ha dimostrato la sua velocità nel corso degli anni, perché comunque ha vinto tre campionati, uno dietro l'altro, quindi un pilota sicuramente veloce, però teoricamente non ha il posto. Eh no, Quindi diciamo che il problema poi rimane che poi se vinci soprattutto il campionato Formula 2 e Formula 3, l'anno dopo non puoi ripartecipare e quindi devi comunque per forza trovare un'altra collocazione. È quello secondo me il problema principale. Io capisco un pilota che è in Formula 1 che non può partecipare anche in Formula 2 come era in passato, negli anni 60, 70 che si poteva fare. Però comunque secondo me è sbagliato per un pilota che magari in Formula 2 sta facendo bene, vince il campionato e dici no, non può più correre perché ha vinto il campionato, e però magari non ha trovato posto e deve andare a correre in Formula E, che è una categoria completamente diversa rispetto alla Formula 2 e non proprio esatto. ideutica alla Formula 1 secondo me, oppure al WEC. Comunque finisce qua la gara con David Hallett primo, Damien secondo, terzo va dal Maz, quarto TNT, quinto H, sesto Elia, settimo, vediamo, dovrebbe essere, vediamo appena arriva, Cente esattamente, poi in ottava Cive, nono Legione 516, decimo Yaku, undicesima Erika che sfortunatissima non riesce a prendere la top Peccato, 10, peccato. un vero peccato da capire effettivamente quello che è successo, e poi dodicesimo Zoya, tredicesimo Trivea e quattordicesimo Muia. Quindi adesso appena apparirà la grafica andiamo a vedere di nuovo insieme il podio e la classifica generale, vedendo anche il giro veloce. E comunque una gara molto molto interessante a mio parere. A me Sì, vero, vero. piaciuta particolarmente, si sono visti dei sorpassi molto molto belli e veramente bravi qui al PKI, che comunque come stiamo dicendo praticamente da tutto il weekend di gara è davvero una pista difficile da capire, da masterare e soprattutto su cui passare, quindi davvero molto molto tosta. Esatto. Complimenti, complimenti a questi piloti Della Silver. della Silver, sì, Della stavo dicendo Silver e della Silver basta. 1. Vabbè, c'è una Silver, quindi Silver 1 alla fine non è nemmeno sbagliatissimo. Sotto quell'aspetto. Ecco qua il podio con vincitore De Vilalez, secondo Deme e terzo Vadalmaz. Mentre qua adesso vediamo la classifica generale con De Vilalez che va a prendere la vittoria, ma il giro veloce lo prende Elia in 39.859, di pochissimo nei confronti di Deme che ha fatto un 39.866. Deme in seconda, poi va dal Mazzi in terza, TNT in quarta, H in quinta. Poi abbiamo Elia in sesta, in settima Cente, in ottava Cive, in nona Legione 516, in decima Iaco, in undicesima Erika, in dodicesima Zoya, in tredicesima Trivea e in quattordicesima Uia.
Quindi adesso un attimo di pausa, direi, e poi Daniele, per che gara si Ci troviamo commenta? con la Gold. Mamma mia, le sa ormai, le sa. Bravo Le so, le Daniele. so. Bravo che hai studiato. Brava, grazie, grazie. Quindi a tra poco. Eccoci qua pronti quindi per la gara Gold. Vediamo la classifica iniziale di partenza con Rotto in prima e secondo Ale 17. In terza Inuyasha e quarto Piccolomone. In quinto Veteran David 05, in sesta Albi. In settima Giro 94 HC e in ottava Veggo. In nona Agio e in decima Gatto Puma. In undicesima Piolo a chiudere la classifica. Quindi 11 piloti per questa Gold. Una gara che ha meno piloti rispetto alla gara precedente della Silver, ma sicuramente può far vedere delle situazioni interessanti. È una gara molto molto bella. Vediamo adesso che sta per partire. I semafori sono accesi. E si parte, via via via. Buona gara a tutti ai piloti, mentre sono partiti e vanno al massimo. Vediamo se ci sarà già qualche sorpasso. Vediamo, vediamo. Ma attualmente no, un bel trenino che prosegue tranquillo. Vediamo quando arrivano alla prossima telecamera. Ancora tutti vicini, però ancora un bel trenino. Nessuno che tenta il sorpasso, nessuno che tenta, cioè nessuno che prova a rovinare il flow della gara. Diciamo tutti in fila indiana anche se siamo in Italia. Esatto. Questa era molto brutta, ma va bene Lo così, so, lo va so. bene così. Ogni tanto ci vuole. Ogni tanto qualche battuta di Daniele Gianfagno ci deve essere, per forza, è proprio Per obbligatorio. forza. Non si può se no. Non si può, esatto, non si può. Comunque, classifica invariata per il primo giro. Quindi rimaniamo comunque con i piloti che sono tutti molto vicini. Con il Rotto che sta già cercando di scappare, attenzione, mentre dietro alle 17 Inuyasha hanno avuto qualche piccolo contattino. Con Gatto Puma che è riuscito a prendere la posizione su Agio. Non male. Non male assolutamente. E Rotto sì, sta Sì. già scappando. Rotto sta già scappando, mentre Ale 17 attaccato da Inuyasha e Piccolomone che non gli daranno tregua. E anche là dietro c'è una bella lotta sia davanti, cioè sia in mezzo alla classifica che da dietro. E quindi occhio ad Ale 17 che rischia di essere attaccato ancora da Inuyasha, ma anche dietro perché tanti piloti sono vicini, con Albi che è riuscito a passare G94 HC e Veggo che è riuscito a passare Veteran del 05. Quindi occhio davvero. Vediamo, vediamo se ci regaleranno emozioni come la Silver. La Silver. Eh sì. Sempre 1 e 2 sono Sì, per sì. me. Perché abbiamo visto comunque nelle tappe passate Silver 1, Silver 2, Gold 1 e 2 anche, quindi davvero. Eh sì, sì, sì. Dice- Ormai diciamo era che entrato. sei entrato nel mood, comunque nell'idea che ci siano più griglie sempre per ogni categoria. Esatto. Mentre Gatto Puma passa a Veteran Day 05. Sorpasso di dietro tra probabilmente Veteran David che ha perso posizione su Angio Piola, però non ne sono certo. Appena la classifica si aggiornerà vedremo effettivamente se sarà così. Un sorpasso molto aggressivo che fa scivolare Veteran David dalla nona che era all'11ª direttamente, secondo i calcoli fatti dal sottoscritto. Vedremo se effettivamente saranno così. Vediamolo subito appena la classifica si aggiorna. Con effettivamente così Alce e Piolo che passano, Veteran David 05 che si ritrova ultimo dopo essere partito ottavo se non vado errato, o settimo, adesso c'è il dubbio, però comunque partiva in alto, adesso invece è molto in difficoltà. Mentre alle 17 è riuscito leggermente a distanziare Inuyasha e Piccolomone, quindi è una situazione più tranquilla, mentre dietro Albi, Giro 94 HC e Vego sono molto vicini, stessa cosa per Gatto Puma, Agio, Piolo e Veteran David 05.
mentre Rotto davvero ha distanziato ormai di 1-2 curve gli avversari, quindi può più o meno star tranquillo se continua con questo ritmo. Quindi davvero gran gara per ora di Rotto in questo momento. Gara un po' più tranquilla, un po' più tranquilla direi rispetto alla Silver, rispetto alla vicinanza che c'è nel Silver, però per ora gara interessante anche questa. Mentre i piloti si studiano, è più una fase di studio adesso, più una fase di tranquillità, mentre si arriva al 7° giro, con Rotto ancora in prima posizione, al 17 in seconda, terzo Inuyasha, quarto Piccolomone, quinto Albi, 6° giro, 7° Veggo, 8° Gattopuma, 9° Agio e 10° undicesimo Piola e Veteran David. Quindi Dani, vai pure. C'è da dire che si vede proprio la differenza tra i vari piloti, perché quelli più esperti hanno più cognizione di causa, nel senso riescono a studiare meglio l'avversario e non infilarsi appena vedono lo spiraglio. Quindi sotto questo punto di vista si vede proprio la differenza tra i piloti. Sì, diciamo che comunque quelli un po' più esperti, prima di tirare la staccatona, se lo studiano un po' l'avversario, come si fa comunque in una normalissima categoria GT3. Perché comunque Esatto. adesso io penso a sim racing, parlando di sim racing, molti piloti nel sim racing usano le macchine che ormai sono più usate attualmente nel sim racing, se non è Formula 1 e Assetto Corsa competizione, mentre attenzione, qua finisce a muro, mi sembra proprio Gattopuma o Veggo, ho il dubbio. Ho il dubbio su Veggo e Gattopuma, adesso vedremo la classifica come si aggiornerà, poi tornerò sul discorso del sim racing, ma giustamente bisogna vedere come è andata ad aggiornarsi la classifica, con effettivamente Veggo che è stato sorpassato da Gattopuma e ha rischiato anche di finire contro il muro, ma è riuscito in qualche modo a sfiorarlo sul tante. Comunque, come dicevo, diciamo che ultimamente con la sottocorsa competizione si usa molto solo di GT3 e molti sim racer diciamo che la guidano come se fosse una Formula 1 sotto l'aspetto sorpassi, perché tentando le staccatone al limite dell'impossibile, quando comunque con quel tipo di auto bisogna studiare l'avversario, bisogna capire dove passarlo e bisogna comunque cercare di affrontarlo prima di tentare la staccata. Esatto. C'è Mentre la proprio una differenza classifica... sostanziale. Vai. Esattamente, no problem. Mentre la classifica rimane invariata dopo il giro precedente, siamo al 10° giro, un terzo di gara completato. Questi 11 piloti che stanno facendo un lavorone incredibile. Mentre Rotto vediamo che ha distanziato addirittura di 2-3 curve i diretti avversari, con Ale 17 e Inuyasha che sono abbastanza vicini, ma non abbastanza per tentare l'attacco uno sull'altro, più che altro Inuyasha tentare l'attacco, mentre qua dietro abbiamo nelle ultime posizioni una bella lotta tra Piola e Veteran David 05 e vedremo chi avrà la meglio alla fine del giro, o comunque mentre vedremo il tentativo di sorpasso. Mentre qua c'è anche mi sembra proprio Albi e Giro 94 molto vicini, mentre Piolo e Veteran David non sembrano essersi scambiati di posizione. Vedremo effettivamente poi appena arriverà la situazione. Mentre arriva quinto Albi, sesto, settimo, ottavo, sì, ok, sono distanti. Gattopuma che è riuscito a passare Giro 94, effettivamente l'abbiamo azzeccato. E occhio a Veteran David però su Piolo, perché anche Veteran David su Piolo può arrivare sicuramente. Esatto. Vediamo. Comunque sono relativamente pochi piloti per ora in griglia, sono 3 piloti in meno rispetto alla Silver. Esatto, 3 piloti in meno, diciamo che fanno e non fanno allo stesso tempo questi 3 piloti, perché con 3 piloti in più un po' più di lotta, un po' più di bagarre si potrebbe vedere, ma comunque 11 piloti è un buon numero per vedere delle belle bagarre. Esatto.
diciamo che il livello essendo molto alto, i piloti prima di tentare un sorpasso se lo studiano un po' prima di attaccare, quindi diciamo che ci può stare assolutamente se ci vengono un po' di più a tentare il sorpasso, perché comunque se lo studiano molto bene prima. Mentre il Rotto ancora davanti, imperterrito, continua nella sua lotta solitaria contro il tempo per cercare di portarsi a casa la vittoria. Però alle 17 di Inuyasha sicuramente non lo molleranno, anche se sono anche loro due in lotta, quindi si stanno dando un po' più fastidio rispetto a Rotto che da solo. Mentre siamo quasi a metà gara, prepariamoci perché si giungerà verso la parte più importante, perché ogni errore dopo la metà della gara conterà molto di più rispetto a prima, quindi bisogna stare molto attenti a come si agisce, ai tentativi di sorpasso che si vuole tentare. Bisogna starci davvero molto attenti. Esatto, comunque qui in metà gara, siamo arrivati a metà gara, quindi Occhio Veteran si Davide, fa, che ho visto che potete tentare il sorpasso, occhio. potrebbero nascere lotte interessanti da adesso in poi. Esatto. Concordo con te, bisogna vedere cosa riusciranno a fare gli avversari, cosa riusciranno a fare i piloti, però mi sembra che no, Piole è riuscito a rimanere in posizione su Veteran David. Ci ha provato Veteran David ad affiancarsi prima, ma non c'è riuscito. Rocco alle 17 non riesce a piccolo nome, i primi 4 non cambiano, stessa cosa per Albi che non è in quinta, l'ultimo in sesta, il 94 in settima, ottavo Eggo, nono Agio, 10 Chiolo e incisione Veteran David. Ora che girano purtroppo poche lotte in questa fase di gara, c'è molto gap tra tutti i piloti. Esatto, più una fase È di un vero peccato. studio per i piloti che sono vicini, una fase di studio. Per i piloti che sono un po' più lontani cercano di recuperare, ma comunque in un circuito così è veramente difficile recuperare. Non è semplice perché comunque di avere il passo più veloce. L'unica lotta attualmente viva, molto accesa, è tra Piola e Veteran David, che Veteran David è sicuramente più veloce, la sta dimostrando anche perché era molto più davanti, cioè era molto più avanti all'inizio della gara, quindi diciamo che ha avuto un po' di sfortuna, ma può sicuramente arrivare là davanti. Sì, esatto. Ancora studio per i piloti. Ok, situazione un attimo di tranquillità anche per noi commentatori. Sì, un po' di stallo in Un questa po' di fase. stallo, esatto, uno stallo anche per noi che ci guardiamo Stallo comunque alla a gara. messicana. No, oh no, è il famoso Oh stallo alla no, messicana. Ecco, parliamo oh no. dell'unico pilota messicano in Formula 1, Sergio Perez, confermato per l'anno prossimo, Ecco, un po' a sorpresa secondo me, e stessa cosa per Tsunoda, perché la Red Bull negli anni precedenti ci ha abituato a cambiare sempre nel piloti. cannonare subito i piloti che non davano spiegazioni, comunque non davano sicurezza o altro. Quest'anno invece si sono detti forse facciamo i più buoni, facciamo i più bravi, non facciamo come abbiamo sempre fatto, diamo una possibilità ai piloti. Però vedremo effettivamente se la meriteranno i piloti. Diciamo che Perez ha fatto un'annata sicuramente sottotono rispetto al compagno, soprattutto in certe gare, ma comunque ha fatto delle buone gare, quindi alla fine sicuramente se lo merita un po' di più Ha fatto rispetto... il Bottas della situazione Ha alla fatto fine. il Bottas della situazione, ma facendo meno il Bottas, perché nel senso che Esatto. comunque Bottas sì, non arriva
quasi mai alla vittoria, ma Bottas è uno che arriva a podio o comunque c'è sempre vicino. Sì, comunque fa punti ottimi per il campionato costruttori. Esatto, Perez l'ha fatto un po' di meno. Sì, Perez l'ha fatto di meno quest'anno, però c'è da dire che comunque ha fatto molto meglio rispetto agli altri anni. Non dico Gasly perché Gasly il primo periodo è andato male, il secondo periodo è andato molto bene Mm, e anche quest'anno l'ha dimostrato, ma per esempio mi viene sì. in mente, oddio mi sfugge il nome, l'altro pilota che era l'anno scorso in Alfa Tauri, in Toro Rosso, C'era Albon, Kvyat Albon, e Albon anche. esatto, non ha dato gli stessi risultati ovviamente rispetto, Beh, allora, rispetto a loro. diciamo che Albon ha avuto un po' di sfortuna anche, però diciamo che era una macchina molto, 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 molto verstappizzata, mettiamola così. Sì, quello è vero. E rimango dell'idea che comunque la Red Bull abbia una macchina proprio eccezionalmente verstappizzata. Diciamo che Perez l'ha usata meglio perché ha un po' più di esperienza e sicuramente l'esperienza ha aiutato in questo caso sotto quell'aspetto. Quindi diciamo che può aver dato una mano a questa situazione qua, ma comunque diciamo che i piloti che sono arrivati prima secondo me non hanno colpe. Infatti se poi guardi Gasly, che è il pilota che alla fine ha fatto peggio con forse peggio con la Red Bull, però poi torna alla Toro Rosso, ti fa podio, diventa Alfa Tauri, va a vincere una gara a Monza. Diciamo che ti dici com'è possibile che un pilota che in Red Bull faceva pena a fare così bene con una squadra di metà classifica? Domanda. Esatto. E adesso diciamo che ti viene il dubbio effettivamente che sia una macchina guidata da Verstappen che ha delle caratteristiche che praticamente la maggior parte dei piloti non ha. E ci sta assolutamente. Che Diciamo. comunque sia migliorato, indubbiamente sia migliorato Gasly. Esatto, esatto. Mentre 24esimo giro inizia il 25esimo ora, quindi ultimi 6 giri per concludere questa fantastica gara Gold che chiuderà il weekend con posizioni invariate per i primi 4, mentre dietro situazione un po' più agitata, nel senso che adesso non dovrebbero essere cambiate le posizioni, ma i piloti sono molto più vicini e quindi può sicuramente esserci un cambio di posizione nelle retrovie con Piola e Veteran David che sono ancora lì in lotta. E nel mentre che sono passati da poco arriva anche Rotto che è in linea per arrivare a doppiarli addirittura e ha dato veramente la paga al secondo e al terzo in questa gara, quindi davvero Rotto sta facendo un garone, veramente bravo. Esatto. Mentre la classifica Albi e Gatto Puma ancora molto vicini, ma rimangono così, giro 94 e Veggo e Agio sono molto distanti, cioè comunque sono distanti equamente, mentre Piola e Veteran David ancora molto vicini e Rotto ancora che arriva e va a fare il 27esimo giro. Mentre vediamo se ci può essere un sorpasso, attenzione, il sorpasso! C'è stato, c'è Il stato. sorpasso c'è stato, da capire in che zona della griglia, mi sembra più metà griglia. Vediamo effettivamente se era, mi sembra G94, giù di lì come zona della classifica. Vedremo se effettivamente sarà così appena la classifica si aggiorna. Era Gatto Puma ed Albi invece, quindi G94 che era dietro, più indietro rispetto al sorpasso, però comunque era in quella zona lì. Mentre i primi due molto vicini potrebbero tentare il sorpasso. Rotto va a concludere. Occhio perché i primi due erano molto vicini in quella zona e voglio vedere effettivamente se è avvenuto il sorpasso o meno. Non avviene il sorpasso, però alle 17 Inuyasha, adesso Inuyasha dovrà sicuramente forzare un po' di più e vorrà forzare un po' di più sicuramente perché è il momento in cui essere un po' più aggressivi.
quindi sicuramente vedremo qualcosa di interessante tra Ale 17 e Inuyasha. Mentre ancora non riesce Veteran Devi 05 a passare Piolo, è davvero in difficoltà estrema. Mentre Rotto ha tagliato il traguardo con alle 17 Inuyasha che rimangono ancora con posizioni invariate. Mentre qua Veteran David l'abbiamo visto che ci ha provato, ma Piolo ha fatto una difesa incredibile. Vediamo tra poco che arriveranno alle 17 Inuyasha in questa curva, se ci sarà il sorpasso, e sono un po' più distaccati. Con le 17 quindi che tiene ancora la posizione. Mentre Veteran David sempre lì vicino, Corrotto ancora in prima posizione, mentre si appresta agli ultimi giri. Mamma mia Daniele, che corsa interessante comunque. Che gara. Attenzione, qua ci ha provato Quasi il Inuyasha. contatto. Un piccolo contattino c'è stato, occhio Inuyasha che ci deve provare assolutamente, perché sugli ultimi giri deve tentare assolutamente il sorpasso, non può fare altro. Vediamo. Mentre Gatto Puma e Albi rimangono invariati, stessa cosa giro 94. Ottavo e nono anche lì vicini con Leggo e Agio. Mentre adesso va a tagliare il traguardo Rotto teoricamente per l'ultima volta. Mentre qua dietro situazione tranquilla. Ultimo giro. Primo giro, vediamo se ci sarà qualche cambio di posizione. Non sembra attualmente. E finisce così la batteria gold. Quindi vediamo se c'è qualche cambio di posizione all'ultimo. Non è così, perché nemmeno Veteran David è riuscito a liberarsi di Piolo. Con Piolo che ha fatto una difesa incredibile per tutta la gara praticamente. Sì, è vero. Quindi gara finita, adesso prepariamoci per vedere il podio e comunque commentare un po' la classifica e vedere effettivamente com'è andata la gara nel complesso. Quindi aspettiamo un attimo e poi belli pronti per commentare assieme la classifica della Gold. Esatto. Eccoci qua quindi pronti per commentare il podio con Rotto in prima posizione, vincitore indiscusso con Ale 17 in seconda e terzo Inuyasha. Andiamo poi a vedere la classifica finale con, vabbè, Rotto che ha vinto e ha fatto anche il giro veloce e si è visto. Anche se il giro veloce non è così tanto veloce rispetto al giro di Inuyasha, quindi diciamo che era molto molto vicino anche lui. Rotto che prende comunque pole position, best lap e anche vittoria, quindi Grand Chelem direi, anche perché ha fatto tutti i giri davanti alla corsa, quindi Grand Chelem per lui in questa gara. E diciamo che alle 17 Inuyasha hanno lottato tutta la gara, molto bravi, peccato per Inuyasha che non è riuscito ad attaccare all'ultimo. Poi Piccolo Mono in quarta, quinto Gatto Puma, sesto Albi, settimo Giro 94KC, ottavo Veggo, nono Agio, decimo Piolo e undicesimo Veteran David 05 che non è riuscito a passare Piolo nonostante sembrasse avere la velocità per passarlo. E a questo punto Daniele direi di chiudere qui per il recupero del GP2 al PKI. Esatto. E quindi prepariamoci anche per la prossima tappa che sarà al VKI invece al Vicenza Kart Indoor. E sarà una tappa interessantissima e poi vedremo effettivamente come andrà a concludersi questo campionato che sta dimostrando di far vedere sempre delle lotte interessanti. Quindi a questo punto salutiamo tutti gli spettatori che ci hanno seguito, salutiamo i piloti che hanno fatto delle bellissime gare, salutiamo la regia e comunque tutto lo staff che ha permesso di commentare a noi queste bellissime gare e ringraziamo anche Daniele Gianfagna che è qua insieme Tommaso a me Maffei. E e, Tommaso e Maffei. giustamente anche me perché sono il più importante. Non è vero, non è vero, No, è vero, è vero. manie di protagonismo esagerate, quindi direi di chiudere qua. Buonasera a tutti e ci si vede alla prossima gara al Vicenza Kart Indoor. Arrivederci. Ciao.